Ogni luogo ha una propria storia da raccontare e quella di Villa Licher affonda le proprie origini nel lontano 1800, quando era occupata da due famiglie, i Tomasella e i Dalmas, che si prendevano cura di questo territorio. Ologin, insieme alle altre realtà che oggi occupano questi spazi, come l'Associazione Autotrasportatori Sanfioresi, lo studio legale associato e Directa, ha voluto raccogliere questo testimone di queste famiglie e cercare di creare una sinergia tra le varie attività che occupano gli spazi. Con l'arrivo del progetto Parco Fiore, questa villa vede finalmente una sua rinascita. Viene innanzitutto visivamente notata da coloro che percorrono la statale Pontebana e semplifica l'accesso sia da parte dei dipendenti di queste 4 realtà che dei loro clienti che vi devono recare per attingere dai servizi che vengono erogati da esse. Il progetto Parco Fiore o Piruea Sarom non era altro che un'area industriale dismessa e trasformarlo in qualche cosa che potesse dare lavoro a delle persone che non ce l'avevano più e rimettere in gioco un'area che era completamente chiusa, degradata, un'area totalmente fuori il controllo di chiunque. Devo dire che il Comune per quanto mi compete, ha fatto la sua parte. Operazione Parco Fiore, credo che sia un'operazione, a parte il risultato finale, importantissima, dove si può far vedere come il pubblico e il privato abbiano lavorato per raggiungere un obiettivo finale, che è un obiettivo unico, condiviso, e dove tutte le parti hanno messo del proprio. Directa è una società di ingegneria che per questo progetto del Parco Fiore ha seguito tutte le fasi di sviluppo dell'iniziativa, ovvero abbiamo iniziato con la progettazione urbanistica e tuttora è impegnata nell'esecuzione della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza. Questo progetto dimostra che trasformare aree abbandonate, anche di grandi dimensioni, è possibile. Quello che ci auspichiamo sono delle regole ferree ma semplici nella loro esecuzione. La creazione di grandi tavoli di intesa in cui tutti gli enti possano partecipare e il progetto possa realmente partire per la sua realizzazione. Questo progetto ci ha fatto conoscere Villa Licher facendo la scelta, ancora 6 anni fa, di stabilire qui la nostra sede. Negli anni successivi ci hanno seguito altre realtà, creando di fatto un polo direzionale in quella che è la villa e le sue pertinenze. Numeria ha come obiettivo quello di creare valore per i propri investitori, ma di farlo sempre con una particolare attenzione alla qualità, e questo è un esempio chiaro di questa ambizione, perché da un lato la creazione di un valore, dall'altro lato la riqualificazione di un'area dismessa, e è anche espressione dell'ambizione attuale della pianificazione, che è quella di utilizzare per quanto possibile i suoli già compromessi e non consumare nuovo suolo
se non assolutamente necessario. L'intervento, secondo noi, si colloca anche correttamente nel tessuto commerciale dell'area, perché non è un insieme di piccoli negozi, un tradizionale centro commerciale che in qualche misura vuole essere un surrogato di un centro storico in cui le persone vanno per trovare un'offerta simile a quella dei negozi del centro, ma è un parco commerciale, un insieme di poche grandi strutture che non si sovrappongono all'offerta dei piccoli negozi del centro cittadino, ma costituiscono un'offerta complementare che semmai potrà anche contribuire come forma attrattiva per aumentare l'afflusso di persone in prossimità del centro cittadino dei comuni limitrofi.